Amici bellini, allora è l'1:39 del martedì 7 febbraio in America, quindi per voi è mattino, sempre ma martedì pazzesco è, e dobbiamo un attimo perché è scoppiata la bomba, è scoppiata proprio la bomba della confusione ed è importante parlarne. Cominciamo. Allora, Beppe 80 Soccer, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. È importante che lasciate dei like, lo dico alla mia community perché questo diventa un video divisivo per forza di cose, perché non c'è dubbio. Io lo voglio cominciare così, con una frase del maestro Edoardo. Una vera crisi del teatro non renderebbe niente a nessuno, mentre la confusione, fatta passare per crisi teatrale, diventa una cartella di rendita nelle mani dei confusionari. Allora, è chiaro che può essere sibillina come frase, dici che c'entra Sartoriello il Manchester City con questa frase? È perché si è fatta confusione. Si è fatta confusione in queste settimane, in questi mesi, e si sono persi i punti di riferimento. Si parte da un assunto che è sbagliato o che è manchevole di una verità assoluta, e di conseguenza poi si ragiona e si giudica in un certo modo. E dobbiamo cercare di fare un po' di chiarezza. Arriveremo alle frasi di Santoriello, che spostiamoci un attimo con un programma tattico, così posso postarvi un po' di cose, anche se penso che starò tutto spostato al centro, però è importante fare il più chiarezza possibile, cioè, i napoletani al potere. Non è proprio così che sta andando. Nato a Latina, che poi lui sia tifoso del Napoli è un caso eccezionale, perché i tifosi del Napoli sono di solito identitari, a differenza di altre squadre. Lo trovi il tifoso del Milan, il tifoso dell'Inter in Albania perché vincono nel momento in cui si appassionano al calcio. Con il Napoli è un po' più difficile. Si laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi La Sapienza, nel 91 diviene magistrato, professione che svolge tuttora, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino, eccetera eccetera, giusto per capire di chi stiamo parlando. E anche perché se tutto questo parte dall'odio di questo PM, lo avrebbe fatto anche molto prima. No, si sarebbe risparmiato tutta una serie di anni di vittorie e di titoli più o meno meritati sul campo. Lo avrebbe fatto prima, no? E invece quello che ci stiamo dimenticando è quello che tutti i tifosi, devo dire che sto leggendo, i tifosi della Juventus, perché adesso che faccio questo video non ci sono ancora novità, la bomba è scoppiata ieri sera e adesso ci saranno nuovi dettagli, quindi per questo è un video delicato, mentre io dico una cosa e vi do la mia opinione e poi possono uscire nuovi dettagli e tutto può cambiare. I tifosi della Juve devono stare tranquilli, i tifosi del Napoli anche devono stare tranquilli, e lo dico tranquillamente che una situazione del genere, se fosse capitata a noi, mi metto un attimo nei loro panni. Immaginate che ci sono delle indagini su di noi e chi ci indaga e chi viene ad indagarci dice io odio il Napoli e tifo per la Juve. È chiaro che noi da tifosi del Napoli ci faremmo afferrare per pazzi, e quindi su questo io sono solidale col tifoso della Juve ed è importante stabilirlo. Tifoso della Juve che però in questo momento è vittima del comportamento della Juventus squadra. Prima di tutto è importante, il tifoso della Juve è vittima del comportamento della Juventus squadra ed è vittima di alcuni giornalisti e di alcun tipo di informazione che è manchevole di un dettaglio: che la Juventus è quotata in borsa. Noi lo abbiamo spiegato bene nelle nostre live, l'abbiamo detto chiaramente, e questo è un dettaglio fondamentale che divide tutte le situazioni, perché non si parla di plusvalenze. E voglio essere assolutamente chiaro per quello che ho potuto studiare, perché non ne parlo a caso, ho studiato tutta la notte e arrivo da voi con un video. L'altra bomba, ovviamente, adesso andiamo nel dettaglio proprio di Sant'Aniello, sbaglio anche a dirlo. Leggiamo insieme
perché il City, ragazzi, il City significa che succede il panico generale, e si legge il City come la Juventus, potrebbe così, ma ci sono alcuni punti di contatto e alcuni punti che sono completamente diversi, perché il City non è quotato in borsa. Quindi la situazione del City, in particolare vedete le violazioni in relazione a ciascuna delle stagioni dal 2009 al 2017, riguardano le regole della Premier League, che richiedevano la fornitura da parte di un club membro della massima buona fede di accurate informazioni finanziarie che fornissero una rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le entrate, inclusi i ricavi di sponsorizzazione, e le sue parti colorate ai costi operativi, si legge nella nota. Quindi il Manchester City viene indagato dalla Premier League perché per loro non è chiaro quanti soldi prendono di sponsorizzazione, e che tende poi questo numero a gonfiare quelli che sono i ricavi, così in modo tale che loro possano sfuggire alle regole del fair play finanziario. Se hai troppe spese e non hai dei ricavi che le pareggiano, allora entri nel problema del fair play finanziario. Se invece poi le loro stesse sponsorizzazioni arrivano anche privatamente dalle società arabe, visto che è tutta una situazione di petroli, lì se non si è chiari con la dichiarazione del bilancio si va nel problema, e quindi vuol dire che dei soldi in più, dei soldi in meno, e non ti trovi e dovresti essere punito dal fair play finanziario. Andiamo a leggere bene, per questo poi c'è la differenza grandiosa con la Juventus, perché qua parliamo di soldi in più, non di soldi in meno, e quindi è importante stabilire le differenze. Per quanto riguarda ulteriori violazioni, vediamo, le regole richiedevano al club di includere tutti i dettagli della remunerazione dell'allenatore, quindi c'entra anche Mancini all'epoca, con relativi contratti. Lo stesso discorso riguarda anche i calciatori, quindi anche alcune retribuzioni dei calciatori o degli allenatori che non erano poi messe a bilancio seriamente. Altre violazioni, vediamo il fair play finanziario, ovviamente. Le regole richiedono un club di cooperare ed assistere, e loro pare che il Manchester City pare sia stato molto vago nelle varie spiegazioni, e quindi per questo hanno continuato ad indagare, ed è durato parecchi anni, e adesso si arriva alla risoluzione di tutto questo. Il deferimento arriva dopo indagini delle durate di 4 anni. Si ritiene che le accuse fossero dimostrate. Si ritiene che se fossero dimostrate, queste violazioni potrebbero portare a una serie di sanzioni, tra cui una penalizzazione in classifica o addirittura l'esclusione dal campionato. Alcuni siti minori portavano addirittura, questi sono i campionati che loro hanno vinto e che potrebbero andare uno al Chelsea, uno al Tottenham, uno o tutti i secondi classificati, ma questo si deve vedere. Quindi questi documenti, oltretutto vedi le sponsorizzazioni gonfiate con un valore sopravvalutato rispetto a quello di mercato, quindi soldi in più, ragazzi, non in meno. Vedete, altri documenti cercavano di dimostrare che lo stipendio dell'allora tecnico Mancini fosse in realtà raddoppiato, e anche la questione dei calciatori minorenni. La UEFA aveva inizialmente escluso il Manchester City per 2 anni dalle competizioni e multato il club di 30 milioni, ma poi l'esclusione è stata revocata e la multa ridotta a 10 milioni. Vedi? La maggior parte delle presunte violazioni non era stata accertata o era prescritta. Secondo le regole della Premier League non ci sono restrizioni simili sul periodo di tempo trascorso da un presunto reato. Nel marzo 2019 la Premier League ha confermato per la prima volta che era in corso un'indagine dopo che un certo numero di club di alto livello aveva sollevato la questione delle accuse contro il Manchester City, e ricordiamo che si era sollevato la Liga. Quindi è tutta una questione politica per cercare di capire chi è quello che poi deve andare a vincere. Andate a disturbare il Paris Saint-Germain, andate a disturbare il Manchester City, così noi possiamo fare il nostro comodo. Ragazzi, è sempre una situazione politica che riguarda i soldi, ma in alcune cose noi pensiamo sempre che hanno dei soldi illimitati, però ci sono delle regole che dovete rispettare, e a volte non le rispetta. Quindi leggiamo ancora dal Sole 24 Ore cosa rischia il City. Una commissione indipendente, vedete com'è diversa, nominata dal presidente del collegio giudiziario della Premier League, esaminerà le accuse. Se colpevole, il City potrebbe essere condannato all'espulsione dalla competizione, alla sospensione o al taglio dei punti in classifica. L'elenco delle sanzioni è elencato nel manuale della Premier League, ma è chiaro che una commissione applicherà qualsiasi punizione riterrà opportuna. I 6 volte campioni della Premier League sono stati accusati di non aver fornito una visione veritiera e corretta della situazione finanziaria, di
non aver incluso tutti i dettagli sulla remunerazione dei giocatori e allenatori e non aver rispettato la regola delle correttezza finanziaria e non aver collaborato ad un'indagine sulla Premier League che si è conclusa dopo più di 4 anni. Quindi non collaborare è simile a quello che aveva fatto la Juventus, che aveva ostacolato le indagini, però non proprio uguale. Quindi ricordiamoci anche questo quando poi si parla della Juventus: è un'ingiustizia, non abbiamo fatto niente, avete ostacolato anche le indagini. Però andiamo avanti. Questo è un passaggio chiave per capire la situazione del Manchester City. Secondo alcuni osservatori, però, l'indagine interna sarebbe una mossa politica. In questi giorni il governo inglese sta per pubblicare il libro bianco, non il libro nero di Paratici, il libro bianco sulla riforma del calcio inglese, dai campionati alla gestione del club passando per gli stadi. Allora ecco che la commissione indipendente della Premier potrebbe punire uno dei suoi associati, quindi punire il Manchester City, diventando un messaggio obliquo al primo ministro. Non serve che la politica entri nel mondo del calcio che sa riformarsi e ripulirsi da solo. È molto importante questa cosa. Ora, perché poi si collega tutto questo e si dice un caso Juventus? Perché si parla delle eventuali penalizzazioni, esclusione dal campionato, penalizzazione di punti, e quindi si fa la comparazione. Ma la differenza sostanziale è che la Juventus è quotata in borsa. Ora, dove nasce? Che noi stiamo parlando, vedi, 2019 anche qui, e stiamo parlando di... si comincia a parlare delle plusvalenze, ma all'epoca del video di Sartoriello lui parlava delle plusvalenze e diceva chiaramente, e ci sono dei tweet, io non vi posso postare i video perché non sono di mia proprietà e non posso rischiare che mi blocchino i video perché è molto importante, ma vedete tra i vari tweet che si trovano il PM che ha chiesto l'invito, quindi Sartoriello, nonostante l'odio sulle plusvalenze, la pensa in modo totalmente diverso dalla Corte d'Appello della FIGC. Lui odia la Juve, ma loro molto di più evidentemente. Quindi questo è un tweet ironico che spiega con in allegato anche le frasi di Sartoriello, dove Sartoriello dice all'epoca del 2019, dice la plusvalenza, anche se tu fai piani charter, facciamo un esempio, lo valuto 101 e 100 l'altro, non è considerato un bilancio falso perché è a zero, ok, e non lo puoi considerare un bilancio falso, però è un'indicazione di una società in cui non converrebbe investire perché è una società che non ha i conti floridi se deve arrivare a fare questo, però non è un bilancio falso. Quindi all'epoca, visto che non si poteva dare una dichiarazione di legittimità del valore dei giocatori, guardate com'è importante spiegare bene, perché non sono le plusvalenze il problema, assolutamente non sono le plusvalenze, perché le fanno tutti. Allora, se le fanno tutti, perché solo la Juve? Perché la Juve è quotata in borsa e la plusvalenza non è un atto casuale singolo che serve in quell'operazione dove tu fai l'operazione e dai il valore che vuoi dare tu al calciatore, ed è legittimo. Quando però diventa un sistema per evitare dei bilanci troppo svantaggiosi, troppo negativi, che poi portano ai tuoi azionisti a perdere soldi, perché porti ai tuoi azionisti a perdere soldi, e portano alle intercettazioni, perché? Perché sei quotata in borsa ed esiste la Consob, la Commissione Nazionale per le società e la borsa. Quindi quando ci sono delle fluttuazioni troppo particolari si possono arrivare alle indagini, si può arrivare alle intercettazioni, c'è una fluttuazione particolare. Qual è la società quotata in borsa? La Juventus, benissimo. Che cos'è che di solito nel calcio si fa che porta a delle fluttuazioni particolari e a volte non sono soldi veri ma sono soldi fittizi? Sono le plusvalenze. Andiamo a vedere queste plusvalenze. Questo succede, il problema non è la plusvalenza, il problema è supercazzolare la Consob, signori miei, perché la supercazzola che avviene, nelle parole, vedi, risalgono al 2021, le intercettazioni ha consentito agli investigatori di dare il via libera per intercettazioni, firmato dai PM Bendoni e Sartoriello. Da lì inizia il flusso continuo di chiamate fra i dirigenti della Juve, al centro c'è sempre Cerrato, che dopo aver parlato dell'affare Arthur Pjanic con Bertola, il capo dell'area Biz, chiama Grossi e dice: ho preparato la relazione, penso che però sarebbe opportuno dargli alla Consob un riferimento
più o meno di principio contabile o di qualche cosa, cioè posso supercazzolarli in modo più raffinato invece di dire solo questo? Una relazione scritta a più mani per non destare sospetti della Consob, e i dubbi vengono confermati il 26 ottobre, quando Grossi lo chiama e dice: non usare il termine aleatorietà, che è troppo forte, ma è meglio che parli di soggettività, e aggiunge: non dite che non usate transfer market, dite che qualcosa che qualche volta lo usate. Quindi ragazzi, quelli che i tifosi della Juventus che in questo momento stanno gridando allo scandalo: è il magistrato che tifa Napoli e che odia la Juve, che si è messo perché ci vogliono distruggere e sono tutti contro di noi. Non è così, e devo continuare con i tweet perché c'è confusione, c'è una confusione incredibile. Guardiamo perché dobbiamo essere così. Si accorgono i giornalisti, è il multiuniverso, è proprio il multiuniverso. I giornalisti se ne accorgono adesso che nei posti che contano sono tutti napoletani e anti-juventini. Io non lo sapevo che in tutti questi anni abbiamo vinto noi 15 scudetti, perché abbiamo tutte le persone che contano nei posti che contano, sono tutti napoletani anti-juventini, e quindi abbiamo fatto man bassa. È proprio il multiuniverso dove il Napoli vince alla grande. Continuiamo a leggere perché la confusione è totale. Una proprietà seria, vedete cosa dice quest'altro tifoso, proprietaria del gruppo Gedi, avrebbe prodotto uno tsunami su tutti i suoi giornali di domani, invece il nulla, silenzientus FC, tutti che hashtaggano Sartoriello. Cioè il problema di questo tifoso è che, avendo loro, la Juventus, il controllo di tutti i giornali, come lo dicono, non hanno ancora detto niente. È una cosa clamorosa. E in questo multiuniverso anche la Gazzetta è tifosa del Napoli, lo sapevate? Allora siamo noi pazzi, vedete, guardate, leggete. Bello vedere come Gazzetta e Corriere dello Sport e tantissimi giornaletti non hanno fatto neanche un tweet sulla questione Santoriello. Sulle intercettazioni facevano gara a chi arrivava prima. Dichiaratevi anche voi, come il PM, che fate più figura con la cosa dei club. Giù le mani dalla Juventus, perché sono tutti contro la Juventus. La Gazzetta che parla di Pioli, che parla dell'Inter, parla c'è un trafiletto sulla Juve, c'è un Angel per Vlahovic. Il Corriere dello Sport, Euronapoli, io non lo so, ma questa potrebbe essere l'edizione Campania, ma non ha importanza perché sono tutti tifosi del Napoli. Anche la Gazzetta è tifosa del Napoli improvvisamente. Mi sembra evidente. E quindi questo abbiamo scoperto che sono tutti tifosi del Napoli e che la Juve è vittima di un complotto. Questo campionato va fermato, dice questo tifoso. Se il ministro Abodi non interviene, deve farlo la Juve. Che fosse una giustizia sommaria era palese, ma dopo il video di Santorillo è diventata grottesca ed imbarazzante per l'Italia intera, disdetta, eccetera eccetera. Quindi questo campionato va fermato. Questo è il campionato che va fermato. Questo è il campionato che va fermato, con il Napoli che vince, perché ovviamente se così andrà, perché sono tutti napoletani. E poi, secondo me, questo è un altro di quei tweet che sono importanti, perché qua io mi sento in difficoltà e mi dispiace. Come cittadino questo tifoso è indignato, come tifoso azionista si sente defraudato, come contribuente sento che i miei soldi vengono spesi a cacchio per soddisfare l'ego e la voglia di rivalsa di qualcuno. Mettiamo fine a sto baraccone. Amico mio, tu come tifoso azionista sei stato truffato dalla Juventus. Come tifoso azionista, se tu hai le azioni della Juventus, tu hai comprato le azioni della Juventus e le azioni sono andate a picco, hai perso soldi e sono andate a picco perché loro ti dicevano delle cose che non erano vere e ti dicevano all'assemblea degli azionisti: tutto a posto, gli stipendi a questi non li paghiamo perché sono dei bravi ragazzi che sentono la juventinità. Contemporaneamente loro li promettevano a nero, li promettevano fuori dal bilancio, di conseguenza a te stavano truffando, non a me. Io mi guardo solamente le partite di calcio, ma se tu sei tifoso azionista è la Juventus che stava truffando a te, non è Santoriello. Lo capite? E speriamo che lo capite, anche perché un altro tweet che secondo me dovete leggere è questo qua. Quindi un magistrato che odia i mafiosi non può indagare sui mafiosi, perché anche l'assunto che uno dice, quello ha detto che odia la Juventus,
E ha già capito, odia la Juventus. Non è che l'ha indagata prima nel 91, l'ha indagata quando è successo il fatto della Consob, quando la società è quotata in borsa, e vengono trovati con la mano nella marmellata mentre dicono a telefono sto con la mano nella marmellata. È lì che scattano le indagini. Oppure Santoriello che si dichiara tifoso del Napoli e odia la Juve, anti-juventino, deve pensare vabbè, forse è meglio che non faccio niente, perché se io sono anti-juventino e li attacco è meglio che non faccio il mio lavoro di PM, perché altrimenti mi accusano di essere pro parte. Non è così. Non è così. Il lavoro del PM è quello di poi andare a tutelare anche gli investitori. È il tifoso che ha investito le sue azioni che deve essere tutelato, perché se loro fanno tutto questo, ci ricordiamo che sono quotati in borsa, benissimo. Poi le sanzioni sportive sono un altro paio di maniche, perché se c'è il sistema si andrà avanti, perché non è la questione delle plusvalenze, che è stabilito sistema, non plusvalenze, sistematico, per cambiare tutto il bilancio e per avere anche poi dei rapporti con la società dove la lealtà sportiva viene meno alla grande. Quindi la confusione è stata fatta, adesso si butta in cacciare. Ci ricorderemo semplicemente che la Juventus sta aspettando, vedi che non reagisce subito e sta aspettando prima di dichiarare una cosa. Per ai tifosi della Juve io suggerisco anche di ragionare su un fatto: si sono dimessi in massa quando è scoppiata la bolla. Si sono dimessi in massa. Se tutto fosse stato pulito, se tutto fosse stato un accanimento da parte di un giudice nei confronti vostri, tu non ti dimetti, vai alla grande, dimostri che sei pulitissimo e che rispetti le regole dalla A alla C, alla B, alla Z e alla J, le rispetti, vai avanti, fai valere le tue cose e ne esci pulito. Invece no, si sono dimessi, quindi c'era quello che abbiamo sentito, non l'abbiamo sentito le intercettazioni ma le abbiamo lette, c'è il sistema, c'è la marmellata, ci sono le mani dentro e c'è tutto il resto che si dovrà ancora sviluppare, e sono proprio curioso di vedere come va a finire, perché loro prima hanno puntato la difesa, il CONI, la difesa su puntare su un vizio di forma, non abbiamo avuto in tempo preparare la difesa, oppure magari in questa data non si poteva fare, quindi stanno cercando un vizio di forma per annullare tutta la sentenza. Se non sono riusciti così e se non riescono così, stanno puntando a discreditare quello che ti deve giudicare, quindi fango mediatico nei confronti di un PM, e quindi la confusione, e quindi divisivo, e buttarla in caciara su chi ti fa questo e chi ti fa quell'altro. Gli investitori dovrebbero parlare, dovrebbe parlare calcio e finanza. Quelli che si occupano di calcio e che tifano per un giocatore o per un altro dovrebbero starne fuori. E devo starne fuori pure io, però dovevo fare un attimo di chiarezza, perché questo è il giorno della bomba. Manchester City, ne usciranno altre, e questa storia di Santoriello diventa pericolosa perché c'è un multiuniverso dove il Napoli è a padrone, è a capo di tutto. con tutti i giornali che sono tutti tifosi del Napoli, mi viene da morire dal ridere. E loro sono le vittime, che sono vittime di ingiustizia, e che qualcuno li deve fermare il campionato, perché non è possibile che la Juventus venga defraudata, come se Gravina fosse andata a cena con De Laurentiis in privato e non a casa della mamma di Agnelli. Da New York, Valerio Fludo è tutto, spero 24 minuti, lo so è lungo, ma non potevo fare altrimenti, perché bisogna andare nel profondo con queste cose qui. Se avete avuto la pazienza di ascoltarmi, spero di essere stato chiaro, di essere stato il più obiettivo possibile. È difficile togliere da mezzo il tifo, lo so, un magistrato dovrebbe evitare, perché poi vedi cosa succede. E ne sono convinto, perché se fosse, lo ripeto, se fosse successo a noi avremmo gridato allo scandalo, e l'ho visto come un autogol, come una cosa che fa male e che può... La confusione ritorna alla cosa iniziale. Una vera crisi del teatro non renderebbe niente a nessuno, mentre la confusione fatta passare per crisi teatrale diventa una cartella di rendita nelle mani dei confusionari. Chi vuole capire capisca. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti. Di
cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.